statale 640 anziani conviventi morti carbonizzati, la procura ha aperto un'inchiesta. Sulla statale 118 Alfa Romeo finisce contro un muretto e si ribalta, l'uomo non è in pericolo di vita. Protesta degli agenti della penitenziaria costretti a operare spesso in significative carenze di organico. Siamo stati al carcere di Lorenzo di Agrigento. Partorita una leggina dopo 2 mesi di stallo, l'attribuzione della qualifica di dirigente al personale medico dei policlinici universitari, tutto il resto è in stallo. Marco Coppa è il nuovo allenatore dell'Acragas, oggi conferenza stampa per presentarlo alla città. La compagine agrigentina, neopromossa in Serie D, ha scelto l'ex tecnico del Città di Taormina dopo l'annunciata separazione con Nicolò Terranova. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, incidente sulla statale 640, anziani conviventi morti carbonizzati. La procura ha aperto un'inchiesta, dettagli nel servizio. Sull'asfalto della strada statale 640 sono rimaste delle scarpe, un paio di occhiali da donna nell'apposita custodia e tantissimi detriti. 2 persone, entrambe residenti a Favara, hanno perso la vita morendo carbonizzate a causa di un drammatico incidente stradale verificatosi ieri lungo la statale 640 in direzione Caltanissetta all'altezza del bivio per Favara in contrada Pioppo. Vi sarebbe stato un tamponamento fra la Fiat Panda vecchio tipo su cui viaggiava la coppia e un Audi A3. Dopo l'impatto la piccola utilitaria si è ribaltata più volte incendiandosi. Per gli occupanti non c'è stata nessuna possibilità di scampo. La prima vittima che i carabinieri hanno identificato è Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara. La seconda è Calogero Rastella, 70 anni. I 2 anziani convivevano dall'agosto del 2020. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, quelli del distaccamento di Canicattì, gli operatori del 118 e i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. La vettura, una vecchia Fiat Panda sulla quale viaggiava la coppia, sarebbe stata tamponata da un Audi A3. La procura di Agrigento, con il PM di turno Gloria Andreoli e il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo di inchiesta. Il conducente dell'Audi A3, un racalmutese di 41 anni, ha riportato lievi ferite ed è in stato di shock. Soltanto alle 17:30, dopo ore e ore di traffico bloccato stando alla comunicazione dell'ANAS, la circolazione stradale è tornata regolare lungo la statale 640 in avvicinamento al chilometro 18 in territorio di Favara. Perde il controllo dell'Alfa Romeo 156, finisce contro un muretto e la vettura si ribalta. A 52 anni il poliziotto penitenziario residente a Raffadali, che è rimasto ferito nell'incidente verificatosi ieri lungo la strada statale 118, l'Agrigento-Raffadali. L'uomo è riuscito a liberarsi dalle lamiere contorte ed è uscito da solo dall'abitacolo schiacciato dalla macchina. A causa di alcuni tagli ed escoriazioni ad un braccio è stato caricato sull'ambulanza del 118, che lo ha subito trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non è in pericolo di vita. Scattato l'allarme, lungo la statale si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia municipale. I primi hanno messo in sicurezza la vettura, che aveva un impianto a gas. I vigili urbani si sono occupati invece dei rilievi di rito per ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. A occuparsi della viabilità, almeno in un primissimo momento, e cioè fin quando non sono arrivati i caschi bianchi, sono stati alcuni colleghi del ferito, agenti della polizia penitenziaria appunto. Avevano tutti finito il turno alla casa circondariale Pasquale di Lorenzo e stavano rientrando, ognuno con la propria vettura, verso Raffadali. Protesta degli agenti della polizia penitenziaria lanciata dal SINAP in tutta la Sicilia, una manifestazione legata alle gravi difficoltà in cui i lavoratori sono costretti ad operare spesso con significative carenze di organico. Ieri siamo stati al carcere di Lorenzo di Agrigento. Vediamo. La polizia penitenziaria oggi manifesta per dire basta alla carenza di organico negli istituti penitenziari della Sicilia. Tant'è che abbiamo fatto un manifesto in cui gridiamo a tutti che la polizia penitenziaria è stata abbandonata e quindi deve essere garantita per la sicurezza nelle carceri. Il SINAP scende in piazza per manifestare su diversi punti. Basta alla carenza di organico che ci attanaglia a livello regionale e a livello nazionale. Basta alle aggressioni
basta suicidi del personale, basta alle carceri fuori controllo, basta alla mancata sicurezza negli istituti penitenziari, basta ai carichi di lavoro onerosi, basta con i turni massacranti, basta con i procedimenti disciplinari e penali, basta alla violazione delle corrette relazioni sindacali, basta alla diminuzione dei diritti dei lavoratori, basta alla politica del risparmio solo sulla pelle dei lavoratori, basta alla burocratizzazione che genera solo disorganizzazione, basta alle violazioni delle nuove regole sul servizio traduzioni, basta una politica scellerata sulle carceri siciliane, basta alla politica della chiusura di presidi, legalità come le carceri, per dire basta alla mancanza di un direttore fisso, come Agrigento, che ha un direttore che viene 2 volte, 3 volte al mese, e quindi noi a livello regionale diciamo basta, perché non ne possiamo più. 2 giovani gambiani di 23 e 24 anni sono entrati all'interno della casa di un connazionale bracciante agricolo e lo hanno aggredito e pestato selvaggiamente. Il fatto è successo in pieno centro storico a Palma di Montechiaro. A evitare il peggio, l'arrivo dei poliziotti del commissariato insieme ai carabinieri della locale stazione. Il 24enne ha rifiutato le cure mediche e non ha voluto formalizzare denuncia. Gli aggressori sono stati comunque individuati ed identificati. Secondo una prima ricostruzione pare che il bracciante agricolo non avrebbe restituito un prestito di soldi a uno dei 2 aggressori. L'ARS partorisce una leggina dopo 2 mesi di stallo, l'attribuzione alla qualifica di dirigente al personale medico dei policlinici universitari. Tutto il resto è in stallo. Vediamo. Dopo 2 mesi di stallo, l'ARS ha finalmente approvato una legge. Mentre le grandi riforme annunciate dal governo Schifani restano al palo e nei palazzi si discute solo di rimpasto alla regione e poltrone da spartire nelle giunte dei comuni al voto 2 settimane fa. Ieri gli inquilini di Sala d'Ercole hanno votato un disegno di legge di iniziativa parlamentare per l'attribuzione della qualifica di dirigente al personale medico dei policlinici universitari. È la 5ª norma approvata in 8 mesi all'ARS, il cui scarso rendimento è stato al centro delle critiche del presidente della regione Renato Schifani. È la riunione dei capigruppo per mettere a punto una roadmap dei DDL da far approvare con urgenza in aula è stata rinviata per impegni istituzionali del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. È saltata anche per l'ennesima volta il voto sui debiti fuori bilancio, ma ieri a tenere banco in aula è stato soprattutto il lungo processo all'assessore alla formazione Mimmo Turano, finito sulla graticola della maggioranza di governo per il sostegno dei suoi uomini al candidato sindaco di centrosinistra a Trapani, Giacomo Tranchida. L'assessore, dopo un lungo silenzio, è tornato in aula per rispondere a una sfilza di interrogazioni sulla paralisi del settore della formazione professionale. In mattinata il governatore Schifani, che il giorno prima aveva parlato di un imminente restyling in giunta, ha gettato acqua sul fuoco. Non c'è nessuna tensione nella maggioranza, pensiamo prima ai ballottaggi. Eppure l'assessore leghista è quello che rischia di più in caso di rimpasto. In aula Turano ha parlato da uomo di maggioranza, allineandosi alla linea dettata da Schifani. Al centro del dibattito la mancata erogazione di 13 milioni di euro relativi all'avviso 8 destinati agli enti di formazione. Le tensioni con il presidente sono nate proprio sullo scorrimento della graduatoria. Schifani nelle settimane scorse ha avvocato sé la vicenda, scavalcando l'assessore e convocando i sindacati. Alla fine Turano, all'inizio contrario allo scorrimento, è stato costretto a cedere e ha ribadito la volontà del governo di procedere a una riforma del settore. Per il resto è stata fumata grigia, con una legge approvata dopo un lungo stop e tante altre norme areanate nelle commissioni parlamentari. In compenso i rappresentanti del governo in piena campagna elettorale hanno continuato a occuparsi di riassetto delle camere di commercio o di rassicurare i dipendenti regionali, in pressing per l'aumento degli stipendi e le progressioni di carriera. Sul tavolo della relativa trattativa con i sindacati, il governo regionale ha predisposto altri 3 milioni e 400 mila euro per il rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali. Quindi da questo si parte, da un investimento che non ha eguali. Ponte sullo Stretto, o forse no, la relazione del presidente ANAC Busia conferma la profonda preoccupazione che autorità di garanzia e di contrasto alla criminalità nutrono per l'abbassamento delle misure di prevenzione
e contrasto alla corruzione che caratterizza l'operato del governo Meloni. Sono solo alcuni dei capitoli di un'azione di governo che non solo non velocizzerà procedure e tempi, ma rischia anche di aprire autostrade al malaffare e ai reati contro la pubblica amministrazione. Così ha commentato il senatore Walter Verini, membro della Commissione Giustizia e capogruppo PD in Commissione Antimafia. Il ponte comincia a diventare una realtà. Nei giorni scorsi si sono levate le voci fortemente preoccupate della Procura Nazionale Antimafia, dell'ANM, di tante associazioni e forze sociali. Adesso è la volta del presidente ANAC. È importante reagire, opporsi in Parlamento e nel Paese. Nel suo intervento nella sala della Regina della Camera dei Deputati, il presidente ANAC ha parlato del PNRR e delle necessità di una sua rinegoziazione, dell'eccessivo utilizzo di deroghe e delle soglie alte nel nuovo codice appalti definite scorciatoie meno efficienti e fioriere di rischi, di pericoli insomma. Sul PNRR decisiva sarà la rinegoziazione di alcune misure, ha detto Busia. Non tutti gli investimenti hanno la medesima urgenza, per questo possono essere utilmente spostati su altri finanziamenti europei. Il PNRR deve essere terreno condiviso, sottratto alla dialettica politica di corto respiro. Precondizione di tutto ciò è la massima trasparenza e controllabilità dei progetti e dello stato degli investimenti stessi. Sul nuovo codice appalti Busia ha ribadito la deroga non può diventare regola senza smarrire il suo significato e senza aprire a rischi ulteriori. Forte il richiamo poi alla qualificazione delle stazioni appaltanti, indispensabile per la modernizzazione dell'Italia e raggiungere standard europei. Si tratta di una necessità non solo per rispondere all'obiettivo posto dal PNRR, ma anche per assicurare procedure rapide, selezionare migliori operatori e garantire maggiori risparmi nell'interesse generale. E così il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, ha avanzato i suoi dubbi, forti dubbi, sul ponte sullo Stretto, per il quale sono state riattivate, lo ricordiamo, le attività di programmazione e riprogettazione con il decreto approvato in via definitiva al Senato lo scorso 24 maggio. Nei contratti legati alla costruzione dell'imponente infrastruttura, un ponte sospeso a campata unica lungo 3,3 km ed alto 65 metri per consentire il transito di grandi navi con 6 corsie stradali, 2 binari ferroviari per una capacità dell'infrastruttura pari a 6.000 veicoli all'ora e 200 treni al giorno. L'ANAC rileva uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi. Con riferimento al recente decreto legge che ha riavviato l'iter di realizzazione del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, Busia non ha mancato di notare che l'operazione Ponte è stata rimessa in piedi sulla base di un progetto elaborato oltre 10 anni fa. Sono stati a riguardo proposti alcuni interventi emendativi volti a rafforzare le garanzie della parte pubblica, ma non accolti dal governo in sede di conversione del decreto. Il libero consorzio comunale, rappresentato dal commissario straordinario Raffaele Sanso, ha consegnato una targa speciale di gratitudine e un dono raffigurante una testa di moro al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, giunto alla fine del suo mandato nella provincia agrigentina. In occasione dell'assemblea dei sindaci del libero consorzio comunale di Agrigento è stata deliberata, su proposta del sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, la consegna di una targa speciale all'alto ufficiale dell'Arma per il suo impegno profuso a favore della legalità, della giustizia nell'intera provincia agrigentina. Il colonnello Vittorio Stingo, particolarmente emozionato nel suo intervento, ha una lunghissima esperienza professionale, impegni internazionali all'estero, con missioni delicatissime in Afghanistan, nei Balcani, in Iraq, Libia, Palestina, Somalia e una proficua collaborazione con le procure di molte città italiane per contrastare la criminalità organizzata, con numerosi
numerose operazioni che hanno prodotto risultati importanti nel contrasto al crimine organizzato. L'ufficiale dell'Arma è stato tra i suoi incarichi responsabile dello sviluppo di programmi su progetti europei di contrasto al crimine internazionale e consigliere di polizia di stabilità del comandante supremo dell'Alleanza Atlantica della NATO. Nella provincia di Agrigento dal 2020 si è particolarmente distinto per determinazione, concretezza e squadra, rilanciando fortemente il dialogo con i cittadini, le associazioni, la scuola e le istituzioni. Cerimonia di consegna alla Camera di Commercio di Agrigento del premio Progresso Economico nell'era digitale. Sono 10 le aziende premiate. Riconoscimento anche al magistrato Luigi Biritteri, oggi a capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Vediamo. Noi abbiamo un ristorante sulla spiaggia di Eraclea Minoa da quasi 42 anni. Abbiamo iniziato nel 1979 grazie a mio padre con un piccolo chioschetto e poi piano piano ci siamo un po' entrati in questo mestiere e siamo rimasti lì fino a oggi, quindi siamo uno dei ristoranti sulla spiaggia che si trova proprio nel posto più bello della provincia di Agrigento, che è Eraclea Minoa, e siamo qua adesso oggi a essere premiati dalla Camera di Commercio. Oggi è un giorno importante, intanto un ringraziamento va a Giuseppe Terimi, il commissario della Camera di Commercio di Agrigento, per questa bella iniziativa. Oggi siamo le aziende che con tanti sacrifici e tanti impegni continuano generalmente a produrre sviluppo per il nostro territorio, quindi complimenti alla Camera di Commercio per quello che sta facendo e continua a fare per le imprese di questo territorio. Com'è lo stato di salute delle imprese agrigentine? Lo stato di salute va migliorando giorno dopo giorno, anche perché dopo questo maledetto Covid che fortunatamente è andato via, le aziende stanno crescendo e piano piano ritorniamo ai tempi migliori che ci sono stati negli anni precedenti. Oggi, oltre alle aziende che si sono particolarmente distinte, andremo a dare un premio speciale al nostro cittadino agrigentino Luigi Biritteri, che è una personalità che si è distinta prima in campo quando era qui ad Agrigento, ora si è distinto a livello nazionale, quindi una figura che va premiata per quanto sta facendo e per quanto continuerà a fare. La Camera di Commercio è un premio che dà ogni anno, e idealmente però quando vengono premiate alcune aziende è come se il premio andasse a tutte le altre aziende, perché in un momento così difficile di crisi, di guerra, le aziende che continuano a fare il proprio mestiere e a portare avanti in una maniera dignitosa la propria azienda sono da premiare tutte. La Camera di Commercio resta a disposizione per quando ne avessero bisogno, e ricordo alle aziende che lunedì e venerdì c'è uno sportello e c'è il dottor Milano dell'assessorato territorio e attività produttive, scusate, non territorio, attività produttive, che è a disposizione per dare i suggerimenti e la collaborazione per eventuali progetti e iniziative che le aziende volessero fare. Siamo assolutamente onorati, a nome anche del team che rappresento assieme alla famiglia Sannone, siamo contentissimi di essere stati nominati e premiati per questo importante riconoscimento, anche perché dà un ulteriore valore al lavoro che abbiamo fatto negli anni passati, a quello che stiamo facendo adesso per il territorio e a quello che continueremo a fare ovviamente in futuro, e per noi essere rappresentanti anche dell'eccellenza del territorio agrigentino è sicuramente un onore, un piacere, e siamo ben felici di poter continuare a portare alto i valori della sicilianità e dell'ospitalità locale con la nostra struttura a Torre Salza. Sono molto onorato di ricevere questo premio nella mia città, dalla quale manco da tanto tempo. Spero che sia uno stimolo anche per gli altri agrigentini, uno stimolo a studiare, uno stimolo a professionalizzarsi e a fare bene il proprio lavoro quando si ha la fortuna di riuscirci. Le manca la sua città? Mi manca molto, ma grazie a Dio ci vengo piuttosto spesso.
A Licata gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato un extracomunitario per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta. L'uomo, residente in città in evidente stato di ubriachezza, si è steso a terra davanti l'ingresso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, bloccando il passaggio delle ambulanze e delle auto. Quando sono intervenuti i poliziotti, l'extracomunitario si è alzato da terra e ha iniziato ad insultare gli agenti. È stato bloccato e condotto al commissariato, dove nei suoi confronti è scattata la denuncia. Report settimanale dell'ASP di Agrigento. A parlare ai cittadini il commissario Mario Zappia, che sottolinea: c'è carenza di medici, non possiamo realizzare 5 ospedali fotocopia, obiettivo è esaltare le eccellenze e specializzarsi in settori diversi. Vediamo. Vogliamo fare in modo che voi sappiate cosa succede all'interno della nostra ASP. Se nella nostra ASP, per esempio, da settimana scorsa, grazie alla valorizzazione dell'ospedale di Ribera in un'ottica post-Covid, noi riusciamo a mettere, utilizzando la bravura dei nostri colleghi, in questo caso il dottore Macaluso, che è un endoscopista apprezzatissimo non da ora, riusciamo a mettere una tecnica che per esempio l'ospedale Gemelli ha enfatizzato e pubblicizzato nel Giornalino il mese scorso come una cosa avveniristica. Scusate, ce l'abbiamo anche noi e abbiamo un professionista bravo che la fa, quindi cerchiamo di essere contenti e diciamo le cose che ci sono, anche perché qualcuno dei nostri pazienti potrebbe averne vantaggio, quindi questa è una cosa reale, funziona e funziona da noi. Rimanendo sempre all'ospedale di Ribera, vi ricordate che abbiamo parlato tante volte della pneumologia, ebbene, avanti ieri le prime 14 visite o 16 visite, non ricordo bene, dell'ambulatorio di pneumologia, addirittura è venuto il professor Scichilone proprio per dare là a questa cosa, e adesso le persone con fibrosi, le persone con broncopneumopatia cronico-ostruttiva, con OSAS, disturbi del sonno e altro, non hanno bisogno di fare anche questi viaggi della speranza, ma potranno visitarsi nel nostro ospedale di Ribera. Vorrei anche, parentesi velocissima, ribadire che il futuro della sanità agrigentina da programmazione sanitaria non è creare 5 ospedali fotocopia. Abbiamo già 2 DEA di primo livello, abbiamo un ospedale di Canicattì che è validissimo per alcune patologie, per alcune branche, e che noi vi porteremo a conoscenza delle cose belle che fanno in questo ospedale come negli altri. Il concetto è che avere 5 ospedali che facciano 5 medicine, 5 cardiologie, 5 di tutte le varie tipologie, oggi non ci sono i medici per poterlo fare. Secondo me è sbagliato, perché con tutte questi doppioni, triploni o pentoni, non so come si possa dire, non facciamo altro che fare male la stessa cosa e non fare altre cose che mancano e che invece vogliamo che si facciano. Noi vogliamo fare anche questo su Licata e ci stiamo lavorando, abbiamo già dato prova di poterlo fare e di poterlo continuare a fare, su Canicattì con convenzione con Ismet e la gastroenterologia. Ribera, vi ho detto alcune cose oggi, le prossime volte vi diremo anche quelle cose belle che vengono fatte nei nostri ospedali e di qualità e di eccellenza. Per completare vi dico subito che adesso abbiamo un'altra attività che stiamo cercando di portare avanti, che è quella della medicina legale. Medicina legale noi abbiamo, non è una nuova attività, è un impegno che ci ha visto soccombere parecchie settimane, parecchi mesi come azienda. Adesso, grazie alla possibilità di poter reclutare medici in pensione, adesso noi siamo nelle condizioni di poter implementare le commissioni di medici in validità, che vorrei dirlo per chi non lo sa, che è la base fondamentale per non far aspettare tutti quei pazienti che hanno bisogno di supporti o comunque di pronunciamenti per i vari aspetti dell'invalidità civile, quindi è una cosa molto seria e non l'abbiamo potuto fare per mancanza di medici. Abbiamo reclutato 2 medici, adesso qualcun altro arriverà per quanto riguarda i pensionati. Adesso per 6 mesi possiamo, grazie alla legge, rimetterli in campo. L'abbiamo fatto per la chirurgia, ve lo ricordate, lo vogliamo fare per il distretto.
perché abbiamo tutti i distretti della nostra provincia senza medici. Purtroppo il tema della carenza di medici non è di Agrigento e non è nuovo. Noi stiamo operando senza cercare di tralasciare nulla e vorremmo fare in modo che tante cose con questa possibilità del reclutamento e con una convenzione che facciamo con l'università, con le università che ci danno la propria disponibilità, riusciamo a rispondere a queste esigenze di salute. Noi continuiamo a lavorare, ci diamo un appuntamento per il prossimo venerdì, che sarà il 16 giugno, e vi dirò anche qualcos'altro che succede nella nostra provincia. Dal 2015 l'intero complesso delle Terme di Sciacca è chiuso, da allora il patrimonio immobiliare e impiantistico si trova in stato di abbandono. C'è la consapevolezza che nessun bando per l'affidamento in gestione ai privati potrà suscitare interesse viste le condizioni di degrado in cui versano le Terme di Sciacca e di conseguenza l'esigenza di dare priorità al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per riqualificare le strutture e gli impianti da affidare poi in gestione. Per il deputato regionale Carmelo Pace una battaglia difficile ma non impossibile. Vediamo. Allora, sono stati fatti tanti passaggi, degli atti propedeutici. Ultimamente assieme al collega Catanzaro e Cambiano abbiamo sottoscritto un'interrogazione, altri parlamentari hanno fatto una mozione. Giorno 14 a mezzogiorno ci sarà un incontro con il presidente Schifani e l'assessore Falcone. La premessa per dire che è un tema che stiamo attenzionando, non solo io personalmente come avete visto, ma tutti i colleghi parlamentari siamo fermamente convinti della bontà dell'iniziativa e che la riapertura delle Terme di Sciacca sia qualcosa di estremamente importante, ma non soltanto per Sciacca, per tutto il comprensorio. Penso anche per un interesse territoriale che travalichi i confini della provincia d'Agrigento. E quindi la strada sembrerebbe essere tracciata, il presidente Schifani e Falcone ci renderanno edotti dei tanti passaggi che a livello governativo hanno voluto fare anche con Cassa Depositi e Prestiti. Sono fiducioso, tra parentesi nella mia campagna elettorale ne ho fatto un tema qualificante di tutto quello che intenderei fare in questi 5 anni. Farli riaprire non è una passeggiata di salute, non è aprire un lucchetto, è molto ma molto di più. So che è qualcosa di estremamente complicato, ma non è impossibile e ci vogliamo lavorare e ci vogliamo impegnare. Mi fa piacere che questa battaglia sia una battaglia condivisa bipartisan con tutti i colleghi parlamentari della provincia di Agrigento, e che questo fa intendere che quando un tema è veramente importante mettiamo da parte le polemiche della politica, le appartenenze soprattutto, e che si lotta per un unico obiettivo. Probabilmente dovremmo fare la stessa cosa anche su altri temi, la sanità magari uno su tutte. Io faccio parte in quanto vicepresidente anche della Commissione Sanità all'Assemblea regionale. Il sindaco di Canicattì, credo un mese e mezzo fa, è stato audito in Commissione Sanità, dove ha rappresentato le criticità dell'ospedale di Canicattì, che devo ammettere sono le stesse criticità dei piccoli ospedali, non soltanto di Licata e Ribera, che sono i piccoli ospedali assieme a Canicattì della provincia di Agrigento, ma che sono le criticità di tantissimi ospedali siciliani, soprattutto dei piccoli ospedali. Noi in Commissione Sanità facciamo tantissime audizioni. Non sono mai venuti per essere auditi né l'ospedale civico né l'ospedale Cervello, nemmeno l'ospedale di Agrigento città, perché già è un ospedale importante. Quindi vuol dire che il tema della carenza dei medici è un tema reale, che riguarda tutta la sanità italiana e che riguarda quella siciliana particolarmente. Devo dire, dobbiamo ammettere che questo tema si acuisce soprattutto nei piccoli ospedali, come quello di Canicattì. Oddio, nel pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento non è che le cose brillino. Ma il tema del pronto soccorso poi invece è un tema unanime che coinvolge tutti gli ospedali, grandi e piccoli. Ho visto giorni fa un servizio che hanno fatto in una rete nazionale. Hanno fatto quel servizio all'ospedale di Agrigento, ma voglio spezzare una lancia. Se l'avessero fatto in qualsiasi altro pronto soccorso italiano la situazione credo che sia uguale. I medici mancano,
e nessuno vuole andare al pronto soccorso. Il pronto soccorso è la trincea delle trincee della sanità, dove spesso anche i medici vengono aggrediti. E quindi sapere di lavorare in una struttura di trincea dove in 2 minuti hai la possibilità di salvare la vita a una persona è qualcosa di estremamente responsabile e serio, e voglio ringraziare tutti i medici del pronto soccorso, anche e soprattutto i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, a cui va la mia solidarietà. Si continua nel solco del prestigio e del rispetto dei monumenti culturali che non possono che arricchire l'identità di una regione come la nostra. Continuiamo a lavorare per la Sicilia. Con queste parole il presidente della regione Renato Schifani ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Tao Arte e del Taormina Film Festival organizzati dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia. Si parte con il Taormina Film Fest dal 23 giugno all'1 luglio. Poi dall'8 luglio si parte invece con il Taormina Arte, il cartellone di musica, teatro e danza. Vediamo. Un grande cartellone, devo dire, quest'anno è ricco di eventi culturali di una certa importanza, tanta prosa, lirica, quindi diciamo che quella offerta culturale che vogliamo dare ai nostri viaggiatori è tutta contenuta in questo cartellone di Tao Arte. Per questo ringrazio per il grande lavoro svolto il maestro e direttore artistico della Fondazione Beatrice Venezzi, la sovrintendente, il consiglio di amministrazione e tutti coloro si sono adoperati per arrivare a questo livello. Un'altra soddisfazione è che quest'anno il Festival del Cinema è una produzione tutta interna alla Fondazione, è un inizio, vogliamo portare nuovamente in alto il nome, diciamo, di questo che è stato per tanti anni un simbolo importante. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Progetto palcoscenico della legalità, gli alunni del liceo King di Favara portano in scena il musical Supereroi. Davide Sardo. Si conclude anche un altro importante progetto scolastico, il laboratorio teatrale, affrontati temi di strettissima attualità. Sì, il Martin Luther King conclude quest'anno scolastico con la presentazione di questo musical, il frutto di una coprogettazione con l'Accademia Palladium che ha consentito ai nostri ragazzi veramente di mettere a fuoco concetti quali legalità, inclusione, lo star bene da soli, ma soprattutto star bene insieme agli altri. Devo dire che è un traguardo meritevole, riconosciamo le grandi qualità dei nostri alunni che si sono distinti nella frequenza e soprattutto in tutte queste attività che hanno messo a fuoco veramente l'essere studente a 360 gradi, uno studente che vive all'interno di un contesto sociale e che realizza e che mette a fuoco tutte quelle che sono le capacità intrinseche che debbono essere scoperte e valorizzate dai propri docenti. Il musical lancia dei messaggi molto importanti contro la mafia, il rispetto delle regole, il rispetto della legalità. Sì, diciamo che è una denuncia forte, ma soprattutto attraverso l'operato di quegli uomini che hanno sacrificato la propria vita per affermare il concetto della legalità. Loro oggi rivivono proprio tutti questi momenti e soprattutto rivivono quelle storie che non devono soprattutto essere le storie del passato, ma le storie del presente, modelli ideali ai quali tutti noi dobbiamo ispirarci. Quanto è grande la sua soddisfazione? Enorme, oggi raggiungiamo un traguardo, lo raggiungiamo tutti insieme e soprattutto la nostra scuola è una scuola, voglio ringraziare anche i docenti che hanno seguito magistralmente i nostri alunni, la nostra scuola crede nella squadra e oggi il King è in campo. Progetti da ripetere anche per il prossimo anno scolastico? Sicuramente con un occhio di grande attenzione alla dispersione scolastica e al disagio. È stata un'emozione grandissima per gli studenti, ma anche per me che li vivo intensamente insieme a loro.
È stata un'emozione tutto il percorso, che è cominciato così a tantoni, non eravamo convinti di quello che dovevamo fare, di quello che non dovevamo fare, poi abbiamo deciso insieme. I ragazzi hanno scelto i personaggi da trattare insieme a me, non sono stata io sono la regista, diciamo, ma i registi sono tutti ragazzi, i co-registi sono tutti ragazzi, perché insieme abbiamo scelto quali personaggi trattare, quali supereroi della normalità trattare e ognuno ha scelto il suo modello di vita, ognuno ha scelto di seguire un esempio che non è la Ferragni o non è il calciatore di turno, non è il mafioso di turno, ma è il giudice, è il magistrato, è il giovane che ha saputo dire di no. E il dire di no alla mafia non è necessariamente il dire di no se ti chiedono di ammazzare o se ti chiedono di pagare il pizzo o cose del genere. Il dire di no alla mafia e all'illegalità è il dire no a chi ti dice ma perché ti metti il casco, ma perché ti metti la cintura, ma perché non colpisci quello che ti ha offeso. Quello è il dire di no che ti fa diventare poi piano piano un supereroe. Perché come li abbiamo definiti, sono i supereroi della normalità, loro hanno semplicemente Peppino Impastato, Livatino, Falcone, Borsellino, padre Pino Puglisi, hanno semplicemente fatto il loro dovere di esseri umani, semplicemente esseri umani che hanno scelto di stare al mondo come esseri umani, quindi nella convivenza civile, nel rispetto delle regole e della legalità. E i ragazzi questa cosa l'hanno colta al volo e l'hanno colta benissimo. La sinergia che abbiamo avuto quando abbiamo proposto questo progetto alla dirigente del Martin Luther King ovviamente è stato accolto a braccia aperte e di questo ne sono orgoglioso, perché tutto quello che è stato realizzato in una maniera magnifica. Questi ragazzi sono entrati nel contesto proprio del No More NEET, di questo palcoscenico della legalità, ma anche si parlava anche dell'altro progetto, diversi insieme, e sono entrati proprio nel giusto contesto sia del sociale sia della legalità, e spero che questi ragazzi se lo possano portare per tutta la vita, perché questo poi è quello che cerchiamo di trasmettere loro, sono questi concetture. Purtroppo viviamo in una terra un po' difficile, quindi sulla base di questo dobbiamo cercare dei momenti di aggregazione su questo tema, sulla legalità, sull'associazionismo e su quello che è l'integrazione. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento impegnati a promuovere giustizia climatica. Vediamo. È un'occasione per celebrare anche l'impegno, la passione, la dedizione degli studenti sapientemente guidati dai loro insegnanti per acquisire una maggiore sensibilità dal punto di vista ambientale. I lavori che hanno portato avanti, che hanno realizzato, servono a loro per capire meglio il senso delle cose che fanno, ma anche per conoscere fenomeni e problemi che riguardano il mondo intero e per capire anche come possono dare il loro contributo nel loro piccolo. Io credo che iniziative come questa, anche realizzate in collaborazione con realtà del territorio significative, possano servire per far maturare meglio la coscienza civile ed ecologica dei nostri studenti. È stata sicuramente una manifestazione molto interessante e molto bella, soprattutto perché ha dato possibilità di far conoscere il lavoro di questi ragazzi e la sensibilità di questi ragazzi e l'ingegno e la versatilità. Confidi per l'impresa assieme a Confimpresa Euromed sono lieti di avere sponsorizzato questo evento in maniera fattiva e quindi siamo veramente contenti di questa manifestazione. Oggi è stata davvero una giornata particolare perché abbiamo avuto l'occasione di entrare definitivamente in contatto con i ragazzi che sono stati davvero bravissimi, hanno lavorato su temi particolarmente ostici e difficili, in presenza peraltro del nostro Paese di tanti negazionisti che certamente non vanno bene alle politiche che si dovranno fare per contenere il riscaldamento climatico. Questi ragazzi invece hanno dato prova di essere attenti, presenti, hanno studiato, sono stati accompagnati bene dalle loro insegnanti, la professoressa Tesè, la professoressa Tutto lo Mondo, sono stati bravi
I lavori sono stati valutati attentamente e premiati appunto per questo. Speriamo che si continui con la seconda edizione, loro saranno parte principale anche della seconda edizione. Grazie. Sono Alessandro D'Agro e questa è la classe terza C. Volevo dire a nome di tutta la classe che siamo veramente fieri e soddisfatti di aver partecipato a questo contest per sensibilizzare a tutte le persone di qualsiasi età e generazione che bisogna salvare il nostro pianeta per noi e per le nostre future generazioni, perché prima di tutto veniamo noi e il nostro pianeta. Vuoi dire qualcosa? Abbiamo parlato tutti di vari argomenti, ad esempio io ho creato un Kahoot con l'app Kahoot, ovvero un questionario. Io l'ho fatto di 10 domande a tema cambiamento climatico, ma c'è anche chi ha fatto un video alla Valle dei Templi dove sensibilizzava questo discorso parlando delle sorelle Sant'Onofrio, o chi ha parlato dei rigassificatori e tanti altri argomenti. Inoltre per questo sta a indicare perché noi, anche ragazzi diciamo giovani, 13 anni, la media di 13-14 anni, abbiamo preso a cuore il problema del cambiamento climatico e stiamo mettendo tutta per combattere questo problema che è pubblico di tutti. C'è anche chi ha fatto dei disegni molto belli, sono all'incirca 3, che si possono mettere anche delle magliette per farli diventare veri e propri simboli. Per un'associazione si può creare un domani, sono davvero molto belli. Volevamo concludere con uno slogan di Elena che ha accompagnato il disegno che ha fatto. Vogliamo dirlo? Mettiamo a fuoco il problema. La scalinata dell'Angonia del Tono di Milazzo è stata ripulita grazie ad alcuni volontari. Questo luogo, che porta in cima alla collina, dove è possibile ammirare buona parte della costa tirrenica, è stato scelto dall'iniziativa Fai Bella l'Italia, promossa dal sindacato Fai CISL. Ogni anno, nell'ambito del progetto, viene individuato un luogo in ogni regione d'Italia da ripulire per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione alla tutela ambientale. Un ringraziamento ai volontari è arrivato dal gruppo dirigente del sindacato. L'iniziativa costituisce l'occasione per riscoprire e riaffermare l'amore per la natura, il valore del benessere ambientale, dell'importanza del presidio umano a tutela del territorio e per ampliare l'azione di cura dell'ambiente. Ad aiutare nei lavori di pulizia, rimozione delle erbacce e dei rovi dell'intera scalinata all'Angonia sono intervenuti anche gli operai volontari dell'azienda Foreste Demaniali di Messina, qualificati per il tipo di intervento. Fai Bella l'Italia vuole valorizzare l'impegno dei lavoratori forestali ed agricoli e il lavoro del sindacato per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, mettendo al centro la dignità del lavoro e il rapporto tra uomo e ambiente. Oggi a Milazzo con tanti volontari per dare splendore ancora di più a questo luogo già fantastico. Assolutamente sì, siamo alla quinta edizione di Fai Bella l'Italia. Ogni anno scegliamo un sito, quest'anno è ricaduto sulla scelta su Milazzo, per ridare alla comunità di Milazzo un luogo che era un po' abbandonato a se stesso. Il 5 di giugno ricorre ogni anno la data per l'ambiente, dedicata all'ambiente, e ogni anno noi entro il 5 facciamo una manifestazione in ogni regione o addirittura in ogni territorio d'Italia. Quindi noi quest'anno in Sicilia abbiamo scelto Milazzo. Come mai avete scelto questo luogo? Diciamo che tutti intervengono dai vari territori siciliani, da tutte le province, quindi abbiamo iniziato su Palermo, poi su Enna, su Siracusa. Quest'anno abbiamo scelto un territorio sul Messinese e Milazzo, siccome abbiamo anche un trascorso piacevole su Milazzo, abbiamo fatto il nostro consiglio generale l'anno scorso e quindi ci siamo riproposti di rivenire qui per fare l'iniziativa Fai Bella l'Italia. L'Acragas Calcio presenta il nuovo allenatore, l'erede di Terranova è Marco Coppa. Per noi alla conferenza stampa c'era Carmelo Lentini.
È stato presentato alla stampa e ai tifosi il nuovo tecnico dell'Agragas Marco Coppa per la prossima stagione di Serie D 2023-24. È un classe 78 la scorsa stagione alla guida del Città di Taormina nell'Eccellenza B, con cui ha ottenuto un onorevole terzo posto, dietro il promosso Nuova Egea e il Città di Siracusa. Assieme a lui arrivano il nuovo direttore generale Graziano Strano, in passato con il Catania in Serie A, Siracusa e Lega Pro, poi anche il Trapani, ed il nuovo responsabile dell'area tecnica Santorusso, ex Acireale. Ed ora spazio alle interviste di presentazione. Perché quelli che sono passati da qui hanno fatto più o meno tutti bene. È una piazza esigente, lo so benissimo, è una piazza che ha una grande storia, però questo è il mio mestiere e sono pronto ad affrontare questa avventura. Qual è il modulo tecnico che lei preferisce? Non lo so, ne parlavo prima in conferenza stampa, io ho un'idea di un modulo, di un sistema che spero di portare avanti e spero di poter anche applicare in campo, però ho bisogno di iniziare con i ragazzi per capire se poi alla fine sarà questo oppure ci sarà qualcosa da modificare. Prima di essere scelto qui ad Agrigento, conosceva questa piazza? Assolutamente sì, ho giocato pure contro l'Agragas, io ero un giocatore del Giarra, ho pure fatto gol, ho finito 1-1 quella partita, per cui conosco benissimo la piazza di Agrigento, ho visto adesso i video dell'ultima partita in casa ed è stato veramente qualcosa di meraviglioso, credo per tutti. Appunto l'ultima partita in casa, più di 5.000 persone presenti sugli spalti, l'emozione, il debutto. Ma l'emozione al debutto ci sarà sicuramente, io mi auguro che queste persone che sono state presenti all'ultima partita possano seguirci anche nel cammino di questo campionato di Serie D che sarà assolutamente difficile. Che campionato si attende? Sì, ripeto, difficile perché è più difficile rispetto a quello dell'anno scorso perché non c'è il Catania, per cui sarà difficile sia in alto e continuerà ad essere difficile in basso per tutte le squadre che hanno bisogno di fare punti per salvarsi, ma sarà molto più avvincente dalla metà classifica in su. Ritengo che nelle mie esperienze in Agragas non li ho mai delusi e anche questa volta sarà così. Vuole il professionismo? Assolutamente sì, Agrigento lo merita. Cosa si prova essere ad Agrigento, piazza alquanto ambita? Cosa si prova? Non è retorica, è un'emozione indescrivibile perché sappiamo che Agrigento merita che fa americano, quindi non ci ho pensato un minuto ad accettare la proposta del padron Deni, quindi siamo qui, siamo pronti a lavorare, siamo pronti a metterci tutto noi stessi e quello che ci compete verrà fatto nel migliore dei modi. La DIE è diversa dall'eccellenza, questo è sicuramente. Sì, è normale che la DIE è diversa, è il quarto campionato italiano, quindi siamo nazionali, facciamo un campionato a livello nazionale, quindi noi nell'eccellenza non andiamo a giocare nei campi di terra, andiamo a giocare in campi importanti, quindi l'Agragas meritava questo, se il progetto del padron Deni andrà come deve andare avanti, ne vedremo delle belle. Venire in Agragas è il sogno di tanti, lei come si sente? Mi sento emozionato e spero di ripagare la fiducia del Presidente che magari ha fatto una scelta impopolare dando fiducia a un giovane che ha tanta voglia di fare. Credo di non deludere, spero di non deludere il Presidente e la piazza. Lei fa parte dello staff di Strano, quindi uno che il calcio, specialmente quello professionistico, lo conosce abbastanza bene, quindi diciamo che è in buone mani. Sì, mi ha portato il direttore Strano, mi ha chiesto di dargli una mano qui all'Agragas. Siamo in sintonia tutti quanti, ci sono i presupposti per fare davvero bene. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.